Beh, insomma, noi abbiamo il consigliere regionale Marco Dolfin, che tra l'altro non per piaggeria abbiamo spinto molto alle elezioni precedenti e siamo contenti anche degli altri consiglieri, sia chiaro, ci mancherebbe altro, ma abbiamo insomma una buona notizia che per quanto riguarda la sanità in generale, ma anche quella di Chioggia. Sì, so che vi è arrivata notizia come... Cioè, comunicato arrivato. Esatto, vi è arrivata la notizia dell'ASL che martedì prossimo ci sarà una conferenza stampa in sede dell'autorità portuale, dunque una notizia importante per Chioggia, per il territorio tutto, dove che finalmente per la prima volta ci sarà una sede distaccata dell'Università di Padova che potrà fare e svolgerà le lezioni del corso universitario infermieristico su Chioggia. Dunque credo che sia veramente una notizia importante, però non voglio anticipare nulla. Tu mi hai chiamato alla sprovvista e ecco, so che vi è arrivata la notizia, dunque ti do per le notizie che al momento ho, però so che si tratta di questo e dunque per il territorio di Chioggia credo che sia veramente una notizia molto importante, perché avremo la possibilità di utilizzare gli spazi di Valdario dove che all'epoca si facevano i vaccini, farlo diventare appunto a tutti gli effetti un qualche cosa di funzionale proprio per questo, dunque a maggior ragione insomma credo, non voglio anticipare nulla, ma insomma... Allora ci vediamo martedì all'ASPO? No, all'autorità portuale di Venezia, perché appunto sarà l'autorità portuale di Venezia che ci ospita nelle sedi appunto di Valdario, dove verrà appunto svolto nei prossimi mesi appunto questo inizio di questo corso universitario che credo, ripeto, sia veramente un qualche cosa di molto importante, però ripeto, non voglio anticipare niente perché insomma ho queste piccole notizie, dunque lascio poi dopo a chi dovere martedì appunto dare tutte le informazioni del caso. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.